Il dolmen Saccoveccada, costituito dai Nimbriti, sorge al centro di un tavolato di origine vulcanica e fu fatto oggetto di indagini e di scavo nel 1962 da parte del professore Enrico Azzeni. Il monumento è costituito da due grandi macigni ortostatici infissi nel basamento roccioso, tramite delle scanalature create appositamente e poi ricolmate. La parte superiore è coperta da un'unica lastra che in origine doveva essere più lunga. Quella posteriore risulta aperta, mentre il frontale è chiuso da un'unica lastra probabilmente ancora integra. Quest'ultima presenta una parte superiore sagomata a doppio spiovente, mentre la parte inferiore, sagomata a mo' di portello, è molto simile all'ingresso delle Domus Deianas, oppure anche al portello, nella sua parte inferiore, delle stele centinate delle tombe dei giganti. Ecco qui che nasce l'eterno dilemma dell'inquadramento cronologico. Alcuni studiosi posizionano il dolmen nel Neolitico recente, che va dal 3002 al 2850 a.C., in virtù dello sviluppo dolmenico nel Mediterraneo occidentale, mentre altri lo collocano nel Bronzo Antico, attorno al 2000 a.C., proprio per via del portello che richiama, come già detto, la stele di una tomba dei giganti. In effetti la collocazione è piuttosto ambigua. Non sono mai stati rinvenuti, infatti, residui fittili e una sua particolare caratteristica, ovvero la grossa nicchia scavata internamente sul lato sinistro, appare affine a quella che si ritrova nel medesimo lato all'interno della camera della tomba dei giganti del Sadomessor Cudisindi, riflettendo quindi tipologie del Bronzo Medio.